L'auto che perde aderenza sull'asfalto bagnato durante il nubifragio che ieri sera si è abbattuto sulla Marca. Sbanda, si schianta contro il guardrail e prende fuoco. Nulla da fare per il conducente morto carbonizzato all'interno dell'abitacolo. La tragedia ieri sera lungo l'autostrada A27, 1 chilometro dopo la barriera di Mogliano Veneto in direzione Belluno. L'incidente pochi minuti dopo le 21, al culmine del violento temporale, e proprio la pioggia mista a grandine, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere la causa della carambola fatale che ha portato la Chrysler Station Wagon a centrare il guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente, l'identità del quale non è ancora stata resa nota. I rilievi della polizia stradale sono proseguiti fino a notte fonda per accertare la dinamica della tragedia e risalire all'identità del conducente. E per tutta la notte sono proseguiti anche gli interventi dei vigili del fuoco, una quindicina in tutto, per prosciugamenti, tagliopiante e rami caduti a causa del maltempo che ha colpito in particolare le zone di Mogliano, dove appunto si è verificato l'incidente, Castelfranco, Vedelago e Paese.